The Corte dei Conti has confirmed Friuli Venezia Giulia's financial solidity as regional revenue climbs and investment spending hits an all-time high. Vediamo comunque crescere le entrate per il Friuli Venezia Giulia, quindi è un'economia sana, forte, cresciuta in modo esponenziale le entrate della regione in questi anni ed è dovuta a una crescita della regione, perché poi sento l'opposizione che dice c'è stata l'inflazione, c'è stato questo, c'è stato quell'altro, e per lo Stato non c'è stata? Qualcuno ha aumentato il proprio bilancio da 4 miliardi e 100 a 6 miliardi e 6 in 7 anni? Se il governo mi dimostrano che lo Stato italiano è aumentato del più del 50% il proprio bilancio, io dirò che allora è data dall'inflazione. Invece la regione è cresciuta in modo importante, è un sistema che è in grado di andare avanti e lavorare. I numeri sul turismo: noi abbiamo un aumento di entrate dirette ovviamente per le risorse che vengono riversate sul territorio rispetto al 2019 di 300 milioni di euro all'anno in più. E se consideriamo anche l'indotto andiamo con un moltiplicatore prudenziale dall'1,6 al 2, da 480 milioni a 600 milioni di euro in più all'anno. E c'è qualcuno che si lamenta della promozione che fa la regione. Noi in pratica quella promozione la moltiplichiamo per 20 e la ridiamo al territorio. Quindi se qualcuno purtroppo è sempre stato abituato a amministrare la regione cercando di non fare nulla, noi invece cerchiamo di fare qualcosa e fortunatamente i risultati positivi arrivano.